Amici bellini, che ci ho messo in copertina? Non ho idea finché non finisco il video, perché le notizie più pregnanti sono di Uff che va all'Inter, Boniface confermato al Milan, e poi mi sono reso conto che domani c'è conferenza, quindi devo fare il fatto che la grigliata eccetera eccetera. Cominciamo. Sono molti gli argomenti, veramente una votata una girata con tutta la cronaca dei nomi di mercato. Improvvisamente, signori, ci siamo, cioè domani conferenza pre-partita, comincia il campionato. Non sono pronto. Benvenuto Prince Dynasty, e a tutti quelli che si sono iscritti grazie, perché guardate qua, è uscito l'hype e tutti quanti voi vi siete messi là a dare hype al punto che è arrivato al numero 61 in classifica. Ma mica solo di sport, di tutti i video possibili e immaginabili, credo, in Italia. Ma grazie mille, continuate con i like, continuate con l'hype, veramente siete i miei eroi e mi permettete di fare un video al giorno. Cerco il tempo per farlo e lo devo fare. Allora, di Uff, sto leggendo un po' di roba un po' folle, perché ancora una volta, andando a dormire, le notizie finali che sono uscite sul Napoli riparlavano di Dobbik ed ero di nuovo pronto a fare il video un pochino più specifico sulle caratteristiche di Dobbik, che non sono simili, almeno per quello che lui ha fatto l'anno scorso con la Roma, non sono simili a quelle di Lukaku, per come Conte ha lavorato con Lukaku, quindi il tipo di attaccante che vuole. Io insisto che se arriva Højlund ce lo inventiamo un modo per mandarlo in porta, magari non gli chiediamo di fare le stesse cose di Lukaku, ma stiamo parlando di Højlund, cioè prospettiva, giovinezza non è il caso, gioventù, ecco, età, parliamo di età. E insomma, il Napoli deve solo decidere, perché se è vero come è vero che Diouf, spostiamoci un attimo, così possiamo, ho già reso Diouf grigetto, lo potremmo anche togliere, in realtà lo deletiamo, come, chissà se ritorna in mente Sissé, Götze, non credo, però ho riacceso Elmas perché ne stanno parlando tutti e lascio un giallino Højlund, perché a questo punto, hai capito, se Lukaku veramente è 4 mesi, tu levi a Lukaku, metti Elmas, puoi far entrare Højlund senza nemmeno togliere Mazzocchi, il che insomma è una cosa che anche a livello di spogliatoio potrebbe essere utile. E poi capiamo se Elmas viene visto come jolly totale per centrocampo o se vuoi qualche altra cosa. In realtà noi stiamo cominciando la stagione, ce ne renderemo conto di come Conte, perché Conte può essere pure che ha degli assi nella manica a livello tattico e fa giocare la squadra in maniera diversa, ancora diversa rispetto all'anno scorso, quindi non diamo per scontato che gli servano dei giocatori specifici con quelle caratteristiche che noi già conosciamo, perché non è detto. E lo stesso Diouf, che adesso è diventato praticamente Zidane, molti mi stanno dicendo, gli interisti, non solo gli interisti ma anche la Gazzetta, insomma stanno pompando questo acquisto dell'Inter. Io i capelli ce li ho tutti in testa ancora, non me li sono strappati, non mi sento beffato, perché ho dato un giudizio al ragazzo dopo aver visto solo gli highlights e esaminato però anche i numeri. Di uno talentuoso sicuramente, che però fa della sua arma migliore l'accelerazione, il portar palla, nel superare gli avversari in progressione, il che non credevo che fosse quello che serviva al Napoli. Poi sto leggendo anche di interisti che dicono caratteristiche simili a Koné, vatti a pigliare Diouf. No ragazzi, però, che simili a Koné no. Non esageriamo, sto leggendo Dobbik è uguale a Lukaku. No, non proprio no. Cioè, a questo punto si sta creando una divisione totale e il calcio fa discutere per questo, perché ognuno la può vedere come vuole, ovviamente, però le caratteristiche, i numeri e le cose che loro fanno si devono analizzare bene. Poi lo sappiamo, il Napoli 3-5-2 e giocava a 4.
Quindi ognuno continui a fare quello che vuole e vederla come vuole. Io non posso farci niente. Non mi strappo i capelli per Diouf, magari vedrò di prenderlo, magari da calcio, così lo faccio floppare. non c'è problema. E secondo me non cambia tutto questo la griglia come sono riuscito a portarvi sull'altro argomento che volevo fare, ma non c'è stato tempo, della grigliata totale finale, facendo i pronostici. Un amico bellino mi ha scritto: pronostico per il Sassuolo Napoli, niente di meno, sulla base di che? Cioè proprio senza sapere come stanno i ragazzi. Ci serve la conferenza di domani per capire almeno che tipo di formazione andiamo a mettere, lo stato di forma non lo possiamo sapere, però riusciamo a farlo. Io non mi sento beffato, ripeto, credo che il Napoli abbia messo in stand by le operazioni che portavano al centrocampo, perché adesso c'è la priorità per l'attacco e non so nemmeno se l'infortunio reale accaduto a Manna possa rallentare le cose, se deve andare lui, se deve muoversi lui. Potrebbe esserci una decelerata anche sotto questo punto di vista. Spero di no, perché adesso si comincia con Lucca, si comincia senza sostituto di Lucca, non parte il video sfogo, non ancora, perché ci sono in ballo dei nomi che fanno schizzare il potenziale voto di mercato verso l'alto pesantemente. Ad oggi non me la sento di dare, perché se arrivo a voto 10, voto 9,5, voto 7 ad ora, voto 5, però perché non abbia... Capite che è difficile dare un giudizio finale e che col mercato ancora aperto e con le operazioni che si possono fare nel finale, perché finora magari il Milan è stato deludente. Se Boniface fa un grande impatto, allora vuol dire che è un grande acquisto, quindi dobbiamo aspettare ancora per i giudizi. E mi tolgo solo uno sfizio, perché leggevo di Biasin che parlava di Diouf, parlando del migliore nei 7 campionati per accelerazione. Quello l'avevo individuato senza guardare questo grafico, che non lo avevo visto, però l'avevo individuato negli highlights, che era proprio il suo punto di forza. Poi un altro utente, Frias se non sbaglio, si è divertito anche a postare questo, valutazione media SofaScore, c'è è uno dei peggiori sta qua per prestazioni SofaScore. Quindi ragazzi, è vero una cosa, è vera anche l'altra. Insomma, noi stiamo parlando di giocatori. Quando parliamo di giocatori giovani, noi ripetiamo il discorso: il potenziale, l'impatto, quanto un allenatore ci crede, i compagni o Maz, perché serve anche Mazzo per avere un grande impatto. Insomma, è inutile secondo me fasciarsi la testa e dire il ce l'ha soffiato, non mi sento così. Ecco, se ci soffiassero Guanlu, che l'ha inseguito per tutta l'estate, probabilmente mi sentirei un po' beffato, onestamente. Se ci avessero soffiato Gutierrez mi sarei sentito un po' beffato. Le cose che volevamo fare io credo che le abbiamo fatte, a differenza di gennaio dell'anno scorso, dove era chiaro che volessimo fare delle cose e non siamo riusciti a farle. Ad oggi io credo che la situazione è abbastanza lineare, bisogna risolvere le solite cose che sappiamo: Zanoli, Mazzocchi, legato tutto a Guanlu. Io credo che a questo punto probabilmente un Ambrosino te lo tieni. Io direi quel fatto di aver bloccato Shdira, no, lascialo Shdira, tieniti Ambrosino. Tra Ambrosino e Shdira onestamente ti tieni, perché ti serve una punta di ruolo senza fare adattamenti che poi possono andare anche bene, però ti serve una punta in panchina. Io lascerei andare Shdira, mi terrei Ambrosino che non ti occupa niente, magari tra Asa, perché di Asa non se ne parla proprio. Io mi terrei più Vergara che Asa, e per il resto ciliegina sulla torta, questi ciliegine, che le ciliegine vanno sempre a 2 a 2, Højlund e Elmas, e onestamente io non mi posso lamentare. Poi le cose devono andare come devono andare, perché non basta aver comprato le pedine giuste per fare un grande campionato, lo sappiamo, però tantissime operazioni da fare che sono state fatte, alcune in prestito, alcune definitive. In uscita c'era tanta sfravecatura, capiamoci, e quindi si è lavorato molto. Direi che il discorso sulla formazione ce lo lasciamo a domani, dove dobbiamo risolvere un paio di ballottaggi. Meret Vania non lo sappiamo ancora, questo macello cioè se Buongiorno ha recuperato, se Beukem ha impressionato, o se vuoi continuare a puntare su Juan Jesus. Il resto credo che bene o male si dovrebbe partire così, ci siamo lasciati in un certo modo con Lang e con gli altri. Credo che si parta
fatta così, ma ne parliamo domani con le parole di Conte. Io poi mi ero preso la classifica, e questa classifica, nella mia classifica finale, ci sono alcune squadre che vengono praticamente confermate. Io voglio fare un discorso un po', come al solito, inutile dirlo, ma senza aver concluso il mercato. Ci sono cose che spostano sul mercato, e sapete, no? Il Napoli prende negli ultimi, a campionato iniziato, prende McTominay, Lukaku, cambiano tutte le gerarchie. Se io ho fatto questa classifica che adesso vi dico, e l'avevo pensata anche con Lukaku abile e arruolabile, se non viene sostituito è un conto, se viene sostituito con Højlund è un altro conto. Quindi io vi faccio una classifica di quelle che mi sembrano le forze generali ad oggi, però sempre con la consapevolezza che nel fatacalcio, come nella vita, quindi come nei campionati, c'è sempre una sorpresa, almeno una o due sorprese assolute. Cioè capita la stagione storta, che tu hai fatto tutto bene o tutto male e comunque non vanno le cose, capita che poi c'è una che viene retrocessa subito, altre che invece partono bene e poi se ne scendono. Ma per me la Cremonese 20ª, partiamo ovviamente dal basso, ho guardato un pochino i campetti, metto basse anche squadre che conosco poco, che guardo e dico ma i giocatori veramente li conosco pochissimo, non so quanto mi possono dare. Quindi Cremonese, poi a sorpresa, subito dopo la Cremonese metto d'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, il Verona, che mi sembra un po' indebolita. Dobbiamo capire, io mo non vi faccio dei nomi che mi piacciono anche per tutte le altre squadre, non voglio andare nel profondo, se no sgamo tutte le mie idee fantacalcistiche, perché non è detto che punterò sui top, non è detto che farò tutte scommesse, posso sgamarmi. Quindi metto il Verona e poi la terza retrocessa metto il Pisa, che tra quelle là mi sembra un pochino che ha preso dei profili di categoria, però così a istinto, questa è una classifica a istinto, mettiamo il Pisa. Poi io ci metto il Lecce, che praticamente viene confermato al 17° posto come l'anno scorso. Mamma mia quanto spam che ricevo, mamma mia. Stanno diventando pure creativi. Ma io non ci casco. Lecce, che insomma così non credo che possa fare più di tanto, e credo di confermare anche il Parma al 16° posto, che non fa altro che, cioè non li vedo né peggiorare tantissimo, perché ci sono degli elementi interessanti, però c'è un'incognita totale che quest'allenatore che è più giovane, non solo più giovane di me, ma più giovane di molti di voi, e quindi è un'incognita totale. Mi sa che confermo anche il Cagliari al 15°, e poi una delle neopromosse la metto al 14° posto, cioè il Sassuolo, che comunque ha dei giocatori riconoscibili, un gioco interessante, e quindi secondo me si può salvare tranquillamente. Idem, finisce col salvarsi per me l'Udinese, però perde una posizione rispetto all'anno scorso perché perde Lucca. Quindi dobbiamo capire chi perde anche Toven, quindi dobbiamo capire chi poi si farà carico dei gol che deve fare l'Udinese. Però escono sempre dei giocatori interessanti, non ve li posso fare i nomi, non ve li posso fare perché ho delle idee eccetera eccetera. Subito sopra l'Udinese metto il Genoa al 12° posto, quindi guadagnerebbe una posizione. Poi il Torino, che con Baroni, un mercato anche interessante, ci sono delle incognite in attacco, però da qui in poi cominciamo a valutare anche gli allenatori che sono rimasti e gli allenatori che sono nuovi. Baroni, allenatore nuovo, deve avere il suo impatto, però come al solito il Torino sempre 11° resta e non migliora per andare in zona Europa, ci sono troppe squadre più attrezzate, né riesce a soffrire per la salvezza, perché alla fine la sfangano sopra il Torino. E qua cominciamo alle cose un pochino più ci metto il Bologna. Non sono convintissimo del mercato che stanno facendo, e sono convinto del lavoro di Italiano, questo sì, però li vedo, alla fine perdono una posizione perché Bologna finisce nono l'anno scorso, quindi li vedo decimi, mentre lo swap avviene col Como, perché vedo il Como migliorare, però non migliorare al punto da arrivare in zona Europa. Li vedo noni, perché comunque in difesa vediamo un pochino il Como come Fabregas, però Fabregas è credibile. Dopodiché arriviamo alle dolenti note. La Lazio, perché che ne so, che
che ne so, se Sarri riesce a fare dei miracoli in una situazione societaria molto molto difficile, bloccati col mercato, non hanno potuto dargli nemmeno i giocatori che lui probabilmente avrebbe voluto per fare il suo calcio, ci possiamo aspettare una difesa e contropiede proprio fulminante, il che ti può andare bene. Magari si compattano nelle difficoltà e fanno un grande campionato, ma io li vedo sotto leggermente alla Fiorentina, che diventa interessante sempre che l'arrivo di Piccoli non significhi poi cedere Kean, per come ce la stanno spiegando è la voglia di Pioli di utilizzare due punte, quindi hai Kean, hai Piccoli, hai Dzeko, hai Gudmundsson che lo puoi utilizzare come seconda punta. Insomma, si sta delineando una sorta di 3-5-2 quasi interiano, quasi inzaghiano per Pioli, ed è interessante, hanno fatto un bel mercato. Poi ci metto l'Atalanta, che perderebbe secondo me in questo caso 3 posizioni, quindi finisce al 6° posto, perché onestamente giocatori forti ne hanno ancora, però hanno perso una bocca da fuoco importante, ne hanno aggiunta una che è interessante, che però si deve dividere poi i minuti con Scamacca, bisogna capire. Non mi dà certezze Juric onestamente, perché arriva da un'annata disastrosissima, e quindi vediamo se quelli là senza Gasperini se faranno comunque quel gioco che era così a volte a volte ingiocabili e a volte si perdevano. Dopodiché arriviamo nella zona calda, quinto, quarto, terzo e primo posto. Al quinto io ci metto la Roma, che secondo me con Gasperini può avere un boost, ma alla fine sempre quinta finisce, così come l'anno scorso finirebbe quinta, perché non riesco mentalmente a mettermi nella condizione di immaginare quelle solite 3 che fanno un flop, quindi Milan, Juve, Inter eccetera eccetera, anche se l'anno scorso è avvenuto, quindi lo dobbiamo tenere presente. Io metto la Roma quinta, metto il Milan quarto, non mi faccio convincere del fatto che il Milan senza le coppe deve vincere lo scudetto eccetera eccetera, dipenderà moltissimo dalla vena di Leao e da come poi, perché Allegri è credibile, piaccia o non piaccia, ma è credibile. Se Leao sta in vena, se gli attaccanti fanno quello che devono fare, sicuramente interessanti. E poi arriviamo a 3, 2 e 1, e onestamente è inutile che io vi dica ora il Napoli eccetera eccetera. Io metto Juve terza, Inter seconda e Napoli primo, per una questione di coerenza e mentalità, nel senso che due squadre, Tudor è una conferma, ma è una conferma fino a un certo punto, Chivu per il mal di testa, e onestamente così come non convincevano certe scelte per noi, adesso mi convince l'idea di continuare con lo stesso allenatore, quindi non parti da zero. L'importante ovviamente è concludere il mercato senza lasciar buchi, perché abbiamo una competizione in più pesante, però io non vedo una squadra che scappa da queste 3. Secondo me la Juve potrebbe far bene, perché Tudor se l'è creata la sua credibilità. Non mi fanno impazzire tutti i giocatori della Juve, però se l'è creata la sua credibilità. Per me Chivu non ce l'ha, proprio al contrario, Chivu la credibilità non ce l'ha ancora, però sono protettissimi e la stanno creando una narrazione dell'allenatore predestinato, mentre la rosa dell'Inter, che se ne dica, per me comunque piena di specialisti e di gente che può essere decisiva in qualsiasi momento. Certo, avrebbero potuto e avrebbero dovuto secondo me fare qualcosa in difesa, vediamo, perché ancora non è chiusa. Per quanto riguarda il Napoli, ci conosciamo a memoria, sappiamo i nostri pregi, sappiamo i nostri difetti che possono essere limati, e poi ci vuole pure un po' di mazza. È inutile che vi dico che faccio il tipo che non ce la vuole dire, non sto mettendo pressione a nessuno, e che dica il Napoli arriva quinto perché e poi vabbè, invece arriva primo, la stai tirando eccetera. Ma nemmeno, perché alla fine non conta niente. Quindi è un giochino così, squadre a sorpresa che possono fare bene o male. Una sorpresa per me potrebbe essere una Lazio che improvvisamente fa molto bene, ingarra 2 o 3 partite alla grande e fa molto bene. L'imponderabile, ecco, l'imponderabile. Oppure una Juve che scratafascia, che stracolla, che così, che qualcuno dovrà essere una sorpresa, altrimenti se è come l'ho detta io la classifica diventa un po' noioso, perché è prevedibile. Hai ragione, Enzuccio. Valerio sta facendo il video e a fine video deve integrare questa cosa.
Esattamente, tutto da rifare. Il Napoli non arriva tra le prime 4 se Højlund va al Bayern di Monaco e alla fine ci ributtiamo su Pinamonti. Questa cosa è vera però, perché ve l'avevo data come ipotesi che il Napoli alla fine poteva ritornare su dei profili individuati pre-Lucca, ce l'ha detto proprio Romano Moretto, profili individuati pre-Lucca, e vai a riprenderteli perché quella era l'idea, era già un discorso impostato, eccetera eccetera. Vado un po' in freva se arriva Pinamonti, meglio Pinamonti di niente fino a un certo punto. Cioè, sicuramente meglio averlo un'opzione in più, ma si rischia di rimanere deluso. Non sono deluso per Diouf, non me ne frega niente, non mi sento beffato per Diouf, ma se arriva Pinamonti dopo aver sognato Zirkzee e Højlund, lì va che frega. Da New York, Valerio Frutti è tutto, video troppo lungo, non ci posso fare niente, le cose arrivano e succedono, e quindi voi lasciate i like e vi iscrivete al canale perché domani la conferenza.